Montamiata, siamo al Polo delle Macinaie, ai piedi della riva della Direttissima, con noi il sindaco di Casteldelpiano Michele Bartarina, ci troviamo proprio nel suo territorio, Sì, sindaco. Qui un grande messaggio per oggi, una giornata bellissima, tra gli amministratori dell'alta parte della montagna, vi siete incontrati di nuovo per questa grande novità. sì, una novità importante. Quest'anno queste piste illuminate, una novità che è venuta fuori quest'anno, quindi è una grossa soddisfazione. Siamo una delle prime montagne, penso in Toscana, che possono dare un servizio del genere. Le piste illuminate notturne, un'idea che è venuta ovviamente anche con gli operatori della montagna, quindi è stata una novità importante e apprezzatissima anche dalle persone che vengono comunque a sciare. Ecco, infatti ora si stanno allenando i ragazzi degli sci club, ricordiamo il grande valore di questi ragazzi e anche delle scuole di sci che portano Assolutamente. questi atleti a giro per l'Italia con grandi prestazioni, questo va detto, Sindaco. Assolutamente, siamo pienamente soddisfatti e contentissimi di quello che fanno gli atleti della nostra montagna, insomma, danno anche parecchie dimostrazioni di essere atleti con la maiuscola. Allora, si è parlato anche delle aziende della montagna, c'è in previsione, ora è tutto un itinere, vediamo lo sviluppo, anche la risposta rispetto a questa pista illuminata, la creazione di eventi ed opportunità anche di promozione turistica, immagino. Sì, certo, stiamo guardando piano piano, passo passo, quello che potrebbero essere novità da introdurre, quello che potrebbe essere finalmente una montagna bianca alla portata di tutti, perché quello che ci interessa è che sia una montagna alla portata di tutti. Quindi stiamo studiando qualche progetto da portare avanti per far sì che possa attirare ancora sempre più turisti. Ci stiamo veramente muovendo, insieme ovviamente a tutta la parte di Siena, perché Ecco, quello che vogliamo sempre dare è quello, no? Il segnale della montagna unita. La montagna unita, quindi la parte sia di Abbadia, Casteldelpiano e Seggiano. l'ha appena accennato e ne abbiamo parlato tante volte, mi sembra che il cammino ci sia, è Sì. iniziato d'inverno dove il cammino sembra ancora più difficile per il discorso proprio della neve, però che cosa vede lei come amministratore? Noi, a parte il discorso della montagna neve, la montagna bianca, quello che abbiamo sempre cercato di portare avanti è anche questa montagna delle quattro stagioni, cioè abbiamo la possibilità di avere una montagna che può essere una cosa importante sia per l'inverno che per l'estate, per la primavera, quindi vogliamo vendere la montagna in tutte le sue quattro stagioni.